Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. E allora io sono Samia Omar, praticamente sono comandante dal Centro Italiano di Scambio Culturale VIC. Io mi trovo ora al sud della Striscia di Gaza, a casa mia sono al sud della Striscia, una città che si chiama Khan Yunis, praticamente la situazione è gravissima, soprattutto ci sono ancora tanti morti, tanti feriti, finora il numero di feriti sono arrivati praticamente più di 20.000 e più di numero di vittime sono 3.300 finora. Dopo praticamente il bombardamento ieri sera dell'ospedale Batista, praticamente che sono state più di 500 persone sono state uccise barbaramente. Gaza ancora la situazione è drammatica perché c'è mancanza di tutto, mancanza di acqua, mancanza di elettricità, di comunicazione, ci sono poche ore di comunicazione per la mancanza della luce perché ogni tanto funzionano alcuni generatori che ancora per altri giorni o 2 o 3 giorni non sarà più carbonato per far anche funzionare questo generatore. Situazione umana molto difficile soprattutto sul livello umanitario, sul livello sanitario perché mancavano tutte le medicine, tutte praticamente tutte praticamente mancavano tutte le medicine per fare anestesia soprattutto. Poi da quanto ci sono il numero di feriti e morti, anche l'ospedale non ci fanno più. Hanno praticamente trasformato le altre aule, praticamente o le altre sale di attesa, come sale operatorie, perché per affrontare un numero altissimo di casi che ci arrivano in gravi condizioni sul livello sanitario, soprattutto anche per i bambini. È gravissima la situazione perché mancano pannolini per i bambini, mancano anche manca il latte, mancano tutti. Sono 12 giorni, non è stato aperto nessun valico, nessun aiuto che è arrivato alla popolazione della Striscia di Gaza. Ci sono poche acqua e l'acqua che si trova sembra contaminata. Ci sono pozzi, praticamente la gente ora usano i pozzi, praticamente quelli agricoli, quelli che funzionano sulla energia solare perché non c'è più energia, non c'è niente.
un collaus, che ci sono un terremoto fatto dallo Stato di Israele qui a Gaza, dove vai, dove cammini ci sono distrazioni, ci sono poi 2 milioni di persone in più sono praticamente sfollate, perché soprattutto del nord di Gaza e Gaza City sono tutti spostati verso il sud, dove già c'è un'alta concentrazione di popolazione. Tutte le strutture, scuole, ospedali sono strapiene dalla gente che sono scappati dalle loro case perché e anche non ci sono rimasti per le loro case perché sono scappati dalla morte e altra gente scappa dalla morte come è successo ieri che stavano all'ospedale di Battisti che sono stati bombardati e uccisi. La situazione è ancora grave, durante queste ultime ore non si apre un valgo praticamente per aiutare, la situazione è ancora difficile, poi ci sarà anche forse sarà un grande epidemia anche forse anche la colera, come diceva anche il Ministero della Sanità, anche Medici Senza Frontiere per la mancanza di l'acqua, mancanza di igiene. Tutti i comuni sono praticamente con la municipalità sono fermi perché non ci sono raccolte di spazzatura, ci sono problemi di forniture, praticamente si versano quelle strade perché mancava sempre a pompare tutte queste cose, una condizione drammatica e non c'è più vita a Gaza. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.